Ma torno indietro di un passo. Maurizio Sala ci ha appena raccontato che gli ultimi 2 anni sono frutto del ricatto portato alla presidenza del club da una mafia che ha avuto bisogno e ha voluto impossessarsi dei premi. Che Maurizio Sala ha parzialmente, se ne siamo accorti, ingannato il Consiglio che inconsciamente ha eseguito il volere della mafia che ha ricattato Maurizio Sala. Madonna, cioè tu veramente... Quello che ha detto. Ma devi scrivere dei libri. No, ma ragazzi, allora Maurizio Sala ha detto: sono stato ricattato da un gruppo che mi ha detto o è così o ce ne andiamo. Se n'è andato, Se n'è andato. sono andato via e non si è reso conto. Ragazzi, Maurizio ha detto che ha fatto poi fare al consiglio seguente l'esecuzione di quel ricatto. Tu ti ricordi quella con Andrea? Forse Nella l'unico? No. Sono l'unico? No, non era, Sono l'unico? non l'ho beccata così, non era proprio così. Ha detto: sono stato ricattato. La prima parte sì, poi loro sono stati gli esecutori materiali Vabbè, gli ha detto: doveva prendere, andate avanti, ha detto a lui, sai che cazzo gliene frega la gente? Ha preso il ricatto come una chiave di lettura di quello che i pubblicitari italiani frega di fare quello che per esempio scritto lì. No, è stato fondato di fare ma si sapeva quella storia. Allora si sapeva già quella storia. Quando io ho scritto nella mail 1 mese fa dovremmo trovare dei meccanismi per non rendere più nessun presidente ricattabile. Avevo in mente quella storia lì, mica altre. Allora, io so stasera che il presidente l'ha ammesso pubblicamente. È fantastico, so perché siamo questo, io ho avuto delle risposte stasera. Eravamo in 30. Io ho soltanto una domanda di 10 secondi. Al di là di quello che è stato e di ricatti che poi in realtà sono delle pressioni, dei ricatti morali, delle pressioni. Erano dei veri ricatti economici, io non consiglio, lo so. Per cui il problema era che sarebbero mancate delle entrate, diciamo forme di pressione per il prezzo.